Dopo il fallimento delle trattative sul numero delle ULSS, la maggioranza prova a accelerare la discussione in aula per arrivare finalmente all'agognata approvazione della riforma sanitaria. Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha convocato sedute per tutti i giorni alle 9 del mattino per tentare di chiudere i lavori sull'articolo 12 entro la fine della settimana. L'opposizione non ci ha lasciato altra scelta, sostengono da Forza Italia. La settimana scorsa avevamo presentato una proposta di mediazione che considerava, oltre alle specificità della Pedemontana e a quella del Veneto orientale, anche quelle di Padova e Verona, dove le due aziende ospedaliere integrate col territorio sarebbero diventate di fatto due nuove ULSS. Cosa che è stata fatta in Friuli, cosa che è stata fatta nella legge della Lombardia. Quindi avviare due ULSS sperimentali con questo obiettivo. L'opposizione evidentemente non ha nessun interesse a discutere anche di questi temi e si limita a fare ostruzionismo, però le due USL a Verona e a Padova le avevamo già proposte. Dall'opposizione invece, dopo l'ennesima riunione tra le diverse forze di minoranza, torna sul tavolo la proposta di 7 ULSS provinciali, già ripetutamente bocciate dal governatore Luca Zaia e dai partiti che lo sostengono. Lo spazio per un accordo sembra essersi definitivamente esaurito. Ora la corsa in aula per superare l'ostruzionismo e arrivare ad approvare questa riforma fondamentale per tutti i cittadini veneti prima della scadenza di fine anno. Le 9 ULSS proposte dal governatore esistono già nei fatti dall'ultima nomina dei direttori generali e funzionano bene, ma gli interessi della collettività continuano a soccombere a quelli della politica in un dibattito estenuante che da mesi tiene paralizzata la regione.